Abbiamo parlato di silenzio, di amore e di preghiera. Silenzio perché noi uomini dobbiamo parlare di tutto e di tutti, poi c'è anche chi giustamente ha la professione del raccontare ed è sacrosanto, però ci rendiamo conto noi cristiani che parole umane che possano dire quello che stiamo vivendo non ce ne sono, e quindi il silenzio, raccoglierci in silenzio attorno alle persone più care, attorno alla salma del bambino e riflettere. L'amore, abbiamo intanto pensato all'amore che ha sempre contraddistinto le attenzioni continue dei genitori nei confronti del piccolo Giorgio, e anche l'amore che il piccolo Giorgio avrà dal cielo nei confronti della famiglia, che certamente desidera che cresca, che i suoi genitori realizzino un progetto di famiglia anche nella sua memoria. E poi la preghiera, perché anche se momenti come questo un po' ci mettono vicino al crocifisso che grida perché mi hai abbandonato, e arrivano anche in certi momenti anche a far riflettere sulle ragioni della fede, e certamente poi ci portano come lui anche a dire: Padre, io affido nelle tue mani il mio spirito, affidiamo nelle tue mani questo bambino, affidiamo nelle tue mani questa famiglia così bella, così degna e così provata. Sicuramente straziante, sicuramente difficile. Ecco, uno di quei momenti sui quali devi riflettere e nei quali la preghiera si fa più intensa.